Ingurtosu è un piccolo borgo minerario del comune di Arbus, nel sud della Sardegna. Oggi il sito giace silenzioso, dismesso ormai da tempo, e la sua memoria sopravvive soprattutto nei libri di storia, che narrano lo sfruttamento del sottosuolo e la vita dura di chi vi lavorava. Il villaggio dista circa 75 km da Cagliari. All'ingresso la chiesa accoglie il visitatore, solitaria, si erge a dominare una vasta vallata che si apre fino al mare e alle dune di Piscinas. Lungo la strada un obelisco ricorda la figura del proprietario, Lord Thomas Brassey, testimone silenzioso di quella storia. Ogni manufatto, ogni angolo di strada sembra custodire un ricordo. Basta uno sguardo perché riaffiorino immagini di fatica, di vite consumate nell'ombra, di storie mai raccontate, ma incise nella pietra. Della laveria Brassey resistono ancora robuste mura, cicatrici che tracciano il profilo della grandezza di un tempo. In una vecchia fotografia in bianco e nero, l'edificio appare vivo e imponente, animato dal fervore del lavoro, struggente contrappunto al silenzio che oggi lo avvolge. Da qui si apre la strada sterrata che serpeggia tra la polvere e i profumi intensi della macchia mediterranea. Camminando, sembra quasi che la terra stessa inghiotta il viandante, trascinandolo in un viaggio che conduce fino all'incanto delle dune di Piscinas o, risalendo il versante settentrionale, verso l'orizzonte marino di Portimao. Superato un piccolo corso d'acqua, che in estate scorre appena ma riesce comunque a fermare più di un automobilista, il paesaggio si trasforma. Si entra così nella cosiddetta Valle delle Pietre, un'ampia distesa arida di terra rossa, disseminata di ciottoli. Qua e là emergono piccole sculture effimere, torri di sassi impilate l'una sull'altra da mani anonime, fragili equilibri che sfidano il tempo e la gravità.